L'idea di So tutto di te nasce mentre stavamo pensando a un film nuovo, dopo Tutto a posto con la stessa squadra di sceneggiatori, e abbiamo parlato di tantissimi argomenti. Poi quando siamo tornati a casa, ognuno dei nostri cellulari, entrando sui propri social, ha trovato la pubblicità di quegli stessi argomenti, cioè la pubblicità delle scarpe o dei mobili o di un paese di cui avevamo parlato, ci proponeva un viaggio. Ho detto, può essere che è quello l'argomento, perché oggi noi stiamo concedendo a un algoritmo che è uno sconosciuto informazioni intime, o perché ci ascolta mentre parliamo o perché andiamo in un sito, eccetera eccetera. Così nasce l'idea di un film in cui potevamo mescolare l'algoritmo ai sentimenti. È nata proprio mentre cercavo l'idea di un film e la scintilla per su tutto di. Lavorare con le Gullotta è una delle cose più belle che mi è accaduta nella carriera, e le Gullotta non si dirige, fa tutto lui, è straordinario. Beh, nel film è stato stupendo perché ha capito appieno, ma semplicemente leggendo la sceneggiatura, com'era il personaggio. Lui interpreta il personaggio di mio nonno, che ha un teatro di pupi siciliani, ed è riuscito a portare sia quella tradizione tipica dei pupari e sia quel rapporto straordinario che ci può essere tra nonno e nipote. Per me è stato un onore e penso che una delle cose più belle che me la porterò per tutta la vita. Tanti generi di commedia che amo, e diciamo che amo la commedia in generale. E mi piace tantissimo la commedia all'italiana di una volta, che ho scoperto in realtà da più grande, quindi Scola, Moricelli, Germi. Ma mi piace anche quella con cui sono cresciuto, quella in pieni anni 90, 2000, quella americana che andava fortissimo. Infatti in questo film un po' cito Una settimana d'addio di Jim Carrey in alcuni meccanismi, così come cito anche Verdone in Borotalco, perché amo anche quel genere, perché l'innesco della storia di So tutto di te è molto simile. Ma mi ha influenzato sicuramente il cinema di Ficarra e Picone, con quello in cui sono cresciuto in adolescenza, e anche quello di Woody Allen, che io provo a mettere sempre a citazione in ogni film. In Tutto a posto c'era proprio una scena, qui uno dei personaggi si chiama Allen. Quindi ecco, diciamo che io sono un amante della categoria, che credo sia la più alta forma di comunicazione che esista, la commedia, e sono felice in qualche modo, in piccolissima parte, di essere uno di quelli che gioca in questa squadra.